Guarda, mettete in Santa Maria, noi siamo una generazione che siamo i figlioli di quelli che hanno conosciuto la vera. Io mi ha fatto avere i 14, mi spiegai, prima di avere i 14, come dire la campagna, come tutto il mondo in campagna. E, boh, e tutto da fare, penso che faccia come c'è la piccola storia, la piccola cultura di paese. La cultura è generale, non è mica una parte, la storia, le canzoni, i scritti, ogni paese ha la sua cultura. Regretto di un po' questa nozione di soldi che c'è ora. Ora siamo in una società, si parla ora di soldi. Ma io ci regretto e i famiglie penso che non sono più uniti, come erano prima. Noi, per la radio mia casa, da mia famiglia, ma ciò che vedono di noi era vera quasi in tutti loro. Poi io campo in una casa dove mi siamo e siamo stati insieme a 18 in casa. Mi siamo, mio nonno, mio papà, mia mamma, mia sorella, i miei cugini, i miei zii, insieme a 18. Ora non siamo più che due. E il fatto che noi campiamo in famiglia c'era questa nozione di rispetto in permanenza perché boh, era così. Voilà. Sarei piuttosto pessimista perché i corsi hanno una tendenza un più vuole stare nel suo paese. E a me ciò che mi tocca più sono quando dipendono i suoi casi familiari, i suoi casi paterni. Voilà. Qui è un sregamento straordinario e penso che sta a fare adesso non è più come per la Corsica e andrà un po' mica in bene, voilà. Perché perdiamo la nostra anima, perdiamo la nostra maniera di campare, la nostra maniera ancora di pensare. E di pensare a tutti che hanno legato l'anziano e a partire da qui mi pare, perché per sapere dove si può andare, c'è da sapere dove si viene. Voilà. Qui sono giorni come che l'ho inventata, ma mi piace ripeterla.